tutti, insomma, un nuovo vento, no? Un'aria che cambia, c'è un nuovo entusiasmo anche da parte nostra, l'unità titolato Finalmente, io credo che in quel momento tutti noi ci siamo sentiti nello stesso sentire di quel titolo, ci sembrava impossibile che quest'Italia in qualche modo non si ribellasse a tutto quello che sta succedendo nel nostro paese da qualche anno, Berlusconi, ma non solo Berlusconi, la crisi economica, l'inconsistenza delle proposte a riguardo e tutto il resto. Possibile che gli italiani si siano così non solo rassegnati ma siano diventati così abulici? Finalmente c'è stata una reazione inattesa, perché nessuno di noi si aspettava in questa misura, soprattutto a Milano, ma la vittoria al primo turno di Torino, la vittoria al primo turno un po' più tribolata sicuramente, ma anche lì sappiamo i motivi, di Bologna, e un po', ecco, l'attenzione si è concentrata su queste 4 grandi città, ma c'è un movimento in tanta parte dell'Italia. Trieste per esempio sicuramente non era atteso un risultato del genere così come è stato. Abbiamo vinto in certe province anche del nord addirittura al primo turno, o in certe città del nord al primo turno. C'è per la prima volta un calo, non so quanto consistente, però è una linea di tendenza della Lega Nord. Anche questo non era né scontato né atteso. Quindi vuol dire che ci sono tante cose nuove. Allora approfittiamo della presenza di Giuseppe Civati, chiediamo subito a lui un parere, un'analisi e magari anche se hai qualche, non proposta, ma qualche proiezione, non sondaggistica, ma programmatica di quello che potrà succedere. Buonasera, grazie dell'invito. Io insomma, spero che questa serata a Verona non faccia diminuire il volantinaggio a Milano, perché dovrei stare lì ovviamente, ma sono ben felice di essere qui con voi. Diceva bene Franco, è cambiato qualcosa, lo si vede a Milano, lo si vede in tanti piccoli comuni e medi centri del nord. Abbiamo dati che possono anche essere episodici, però insomma avere il PD che è primo partito ad Arcore è un bel segnale. Il PD che a Gallarate non doveva arrivare al ballottaggio e per tutta la sera Salvini è andato in televisione a dire a Milano è andata male ma a Gallarate, per poi scoprire che nella notte al ballottaggio c'eravamo noi e non la Lega, è un altro piccolo segnale. Dire che a Varese un sindaco molto popolare, un po' come il vostro di Verona, diciamo facendo le debite proporzioni, non è arrivato a vincere al primo turno ma si è fermato al 49%, anche in quel caso è comunque un'indicazione che finalmente alcune partite si riaprono. E poi ovviamente c'è il dato milanese, nel quale in filosofia si chiamerebbe eterogenesi dei fini, cioè quando le direzioni che prendono le cose sembrano andare appunto in una direzione sbagliata e poi invece scopriamo che hanno un senso. Allora noi abbiamo fatto delle primarie in cui il PD aveva sofferto perché le aveva vinte Giuliano Pisapia contro il candidato che il partito aveva indicato, che anch'io ho sostenuto, che era Stefano Boeri. C'era stato un po' di freddo, un po' di gelo, un inverno un po' lungo nel quale i nostri dirigenti si erano addirittura dimessi in polemica con se sapete quelle cose strane che capitano, no? Quando la politica si arrovella, si arrotola su se stessa e non si capisce bene che cosa voglia dire, però da lì è partita una stagione diversa. Il perdente delle primarie ha fatto il capolista della lista del Partito Democratico e ha preso 12.000 preferenze, battendo i vari fenomeni della Lega e del PDL. Io dico con una battuta, le primarie convengono sempre, conviene anche perderle le primarie, perché Stefano Boeri con quell'impegno e con quella generosità da sconfitto appunto nelle elezioni primarie è diventato una delle figure di riferimento, credo anche per il nord lo diventerà, perché insomma in quell'amministrazione se riusciremo a vincere sarà un pezzo importante. Il candidato Pisapia è stato molto bravo nel tenere i toni misurati di chi si candida a governare una grande città europea e non una specie di provincia americana in cui si parla solo di rom, moschee, tasse che aumenteremo, perché la più divertente di tutto, così facciamo un piccolo collegamento col tema mancato della serata, è che Berlusconi e la Moratti ci accusano di voler aumentare l'ICI, che hanno tolto loro peraltro, di usare male il federalismo fiscale che hanno messo loro, però noi l'abbiamo sostenuto in parte, ma insomma un'idea loro, e quindi hanno creato un clima di sospetto verso un candidato come il nostro che invece è molto autorevole, molto stimato,
esponenti di una borghesia milanese che guarda a sinistra, non è l'estremista che vi raccontano i giornali, è una persona che ha davvero fatto una campagna elettorale all'antica, senza esagerare, senza esasperare i conflitti, e alla fine ha fatto un risultato davvero insperato. In tutto questo cosa c'è? C'è che per la prima volta, io penso che sia il risultato peggiore dal punto di vista politico da quando Berlusconi e la Lega esistono, quello di questa primavera. A Milano loro perdono più del 10% e non c'entra il terzo polo, hanno provato a spiegarla in tanti modi, ma alla fine è una sconfitta in termini assoluti. Per la prima volta non sono riusciti ad attivare alcuni circuiti che conoscono molto bene. Il più classico è quello della sicurezza, no? Hanno evocato questo pericolo dei clandestini, dei rom, della moschea, e però le persone si sono rese conto forse che le priorità non sono solo quelle, o forse non sono più quelle, che c'è bisogno di una riflessione sulla qualità dell'amministrazione, sull'economia, sul lavoro, sulle scelte di fondo di una proposta politica. E in questo senso Pisapia è stato molto bravo anche a tenere insieme tutto il centro-sinistra, anche questa è una cosa importante. Sembra una banalità, ma l'unità è per noi decisiva, è la precondizione di qualsiasi sfida elettorale. Allora, ecco, poi ci sono delle indicazioni più per addetti ai lavori, però io sono uno di quelli che pensano che Vendola non sia un pericolo per nessuno, tantomeno per il PD, e anche Pisapia, che era un candidato considerato più radicale di noi, tutto sommato, se è scelto da un percorso democratico condiviso e serio, come è stato quello delle primarie milanesi, alla fine diventa il candidato di tutti. Per cui, come vi dicevo, merito, qualità e anche la capacità di tenere insieme le cose. Adesso il punto è che noi siamo in una specie di euforia strana. Ieri Pisapia rilancia la campagna elettorale, c'erano 10.000 persone in un teatro, hanno dovuto fare come al cinema 2 comizi perché non ci stavano, insomma è una cosa curiosa. E a Milano è tanti anni che non si vede tutto questo entusiasmo. I sondaggi dicono che loro sono travolti anche da se stessi, dalle loro polemiche interne. Oggi Bossi, di fronte a una figura così moderata e seria come Pisapia, dice che è un matto, vabbè, che vuole fare Zingaropoli, va bene, forse qualche estremista dei loro va a votare in più, ma non credo che sia rappresentativo di un sentimento appunto di una grande città come Milano. La preoccupazione che abbiamo noi è riportare i nostri elettori al voto, anche questo mi insegna, il ballottaggio è una strana disciplina, è molto diversa dal primo turno, l'importante è la partecipazione al voto. Io credo che però da parte nostra ci sarà, e che ci sarà soprattutto se non faremo l'errore di cascare nelle loro provocazioni. A Milano la cosa importante, e penso che sia un messaggio anche per il Paese, è riuscire a dare una veste riformista e di governo a questa urgenza di cambiamento. A questa urgenza di cambiamento, che magari poi porta anche a criticare la politica, perché il risultato dei grillini, che a Milano è stato tutto sommato contenuto, è stato in alcune zone del nord devastante. Pensate che in provincia di Novara, che è la provincia di un altro leghista famoso che si chiama Cota, i grillini hanno superato il terzo polo e sono all'8%, ed è una provincia moderatissima, un po' come insomma, Verona, la Brianza, è una zona molto simile alle nostre. Ecco, questa urgenza di cambiamento, questa necessità di rompere gli schemi deve diventare però attraverso il Partito Democratico una grande occasione per fare bene la politica che vogliamo fare per questo Paese e per le nostre città. Il PD a Milano ha preso il 30%, quasi, il 29%. Ha perso la leadership di primo partito per qualche manciata di voti con il PDL, che però ne aveva una dozzina di punti percentuali in più. Allora io credo che il PD debba mettersi in mezzo a questo processo, Bersani l'ha detto nelle ultime ore, in mezzo senza aver paura di chi è più a sinistra, di chi ha una sensibilità politica diversa, ma come grande forza che tiene insieme uno schema di rinnovamento e di cambiamento nel Paese, e che lo fa però ovviamente perché poi sapete, adesso c'è la luna di miele, speriamo che il ballottaggio sia uno successo straordinario, però dopo bisogna governare e tutte quelle sensibilità e tutte quelle contraddizioni vanno appunto riassunte e rilanciate in positivo. E allora noi abbiamo, e così lascio anche ai colleghi veronesi e veneti la parola, noi abbiamo dei temi che dobbiamo indagare meglio, precisare di più, e devono diventare per noi l'occasione di successo anche concreto. Penso alla questione fiscale, all'immigrazione, penso al rapporto tra centro e periferia, che è un tema che riguarda moltissimo anche queste elezioni milanesi, perché la Moratti ha fatto il sindaco della Cerchia dei Navigli, ha fatto il sindaco di Milano che decide